Allora, signori, siamo tornati nella nostra situazione tragica. Tragica, con la secessione in corso, una legione dispersa, non si sa dove, una città presto sotto attacco da questa legione e non potremo fare nulla. Tra l'altro, l'errore di chiamare a me un generale, vabbè. Poi abbiamo questo fronte, diciamo, un po' più verso l'interno, verso l'Italia, che è un po' più, poco più protetto, ma insomma, abbiamo sconfitto due legioni di Cimbri e ne rimane solo i resti. Abbiamo una legione a riposo che deve recuperare, veramente messa male, ma veramente. E un'altra invece pronta per partire per andare a riprendersi in Arbo e poi vedere cosa fare. È chiaro che la situazione è tragica, è veramente tragica. Abbiamo perso un'altra legione qua che sta assaltando Toletum e questo forse è un bene per noi in realtà. Abbiamo perso un altro generale, più o meno, vabbè, insomma, conciato abbastanza male, però comunque abbiamo perso sempre un altro generale, una rotta commerciale, insomma, un disastro. L'unica cosa positiva è il fronte africano perché abbiamo liberato Capsa. E vabbè, almeno quello, grazie. Adesso l'obiettivo è andare a liberare Garamantia per farla, diciamo, più ehm, incline ad essere amica di Roma e poi andare a prenderci queste due città e finalmente chiudere la costa, il mare Mediterraneo, perlomeno quella interna, e poter fare poi anche tutta la costiera, tutta la parte d'Africa, ecco la macro regione dell'Africa. E poi spostarci con ben due legioni, perché una sicuramente dovrà rimanere in posizione di difesa. Spostarci poi in questa zona qua e cercare perlomeno di dare fastidio sia a Cartagine ma anche ai Maselisi, scusate, per poter prenderli poi la città e liberarla. Ecco, qui sotto non so se abbiamo delle altre città, non mi ricordo, vi dico la verità. Forse ne abbiamo qualcuna qui da queste zone. Però ecco, insomma, l'obiettivo è un po' questo. Infatti abbiamo Rutubis. Però il nostro obiettivo rimane sempre occupare tutta la Spagna. Se riusciamo a farcela, ragazzi, perché è veramente, veramente tosta. E poi i tempi del gameplay si stanno allungando parecchio. Va bene. Banda alle ciance. Non possiamo fare nulla. Fine turno e vediamo cosa ci aspetta. Fate il segno della croce o pregate gli dei a seconda di che tipo di romani siete. Ok. Eccoli che arrivano a romperci le scatole. Toletum. Non riesco a capire se l'hanno presa o meno. Ma adesso a noi poco importa, a dir la verità. Massilia che continua a dare problematiche con le sue spie. E io che volevo iniziare... volevo iniziare la campagna di Gallica. Maledizione, qua rischiamo lo scatafascio di Roma, ragazzi. Eccoli qui, vengono a romperci le scatole. Città presa. Ragazzi, non penso ci sia molto da porre resistenza. Meno male l'invasione, cioè la roba qua è fatta, i giochi sono fatti. Non credo onestamente di poterli respingere, tra l'altro l'unica unità intera è la cavalleria, quindi mi toccherebbe uscire dalle mura. Ma no, dai ragazzi, non ha alcun senso. Si batteranno fino alla fine. Il generale muore. Perderò poi ovviamente tutte le proprietà della città che avevo appena... Ah, che avevo appena tirato su, però va bene così. Ci hanno distrutto i centri di produzione, eccetera. Vabbè, ragazzi. Oh, almeno una mano ce l'abbiamo da qua, perfetto. Io direi che potremmo farglielo lasciare fare anche a loro, eh. Dovrebbero stravincere comunque in qualsiasi caso. Però se io attacco insieme a loro, se non sbaglio, che non voglio perdere unità. No, si arrangiano loro. Si arrangiano loro.
Partecipa alla guerra contro i Marsilesi? Non ancora. Non ancora, mio caro amico. Attenzione, attenzione, Garamantia ci prova ad assediare la città di Capsa. A questo punto io direi di andare in difesa di Caramantia. Abbiamo qui ovviamente la morte del generale, ovviamente. Massilia rivolta l'abbiamo già sedata. Cisalpina, editto annullato, perché? Ah, perché forse non abbiamo abbastanza territori per l'Imperium. Siamo scesi di Imperium, vediamo. Ma ho proprio idea che siamo scesi di Imperium. Io qua devo mettere messo suggerimento. Allora, fatemi vedere. Mi sa di sì. Mi sa di sì che siamo scesi di Imperium. Va bene. Cioè, va bene no, va malissimo, però va bene così. Allora, qua abbiamo un bello scontro da fare. Io direi che assolutamente sì. Va fatto. Non prendiamo... Ok. Allora, queste le possiamo unire perché tanto non mi interessa. Queste... vabbè. Le fonderemo. Questi sono messi male, fonderemo anche loro. Ragazzi, non volevo farlo, però mi vedo costretto perché adesso io voglio fare un attacco congiunto. Voglio fare un attacco congiunto in modo tale da avere la vittoria facile contro questi. Mamma mia, vabbè, non la gioco neanche, ragazzi. Non la gioco neanche. Andiamo su modalità equilibrio e li facciamo fuori completamente. Quanto abbiamo perso? Fortunatamente qua no. Questi anche se li perdo va bene. Qui buono. Abbiamo aumentato la qualità delle nostre truppe in maniera considerevole. Perfetto. Io direi che come aggiornamento, come diciamo regola, li facciamo fuori subito. Allora, se io li attaccassi verrebbero difesi dalla città di Narbo, che li avrebbe difesi anche prima, no. Allora, a maggior ragione, devo avvicinarmi con questo esercito e attaccarli. Perfetto, siamo ancora in una battaglia facile. Andiamo a... Allora, spiegatemi come questi qua hanno appena preso la città, hanno tutti i personaggi uppati. Vabbè, andate a quel paese, va. Modalità normale stiamo giocando, signori. Dovrebbe essere con le stesse regole nostre, ma in realtà vedo che già il gioco non gioca le nostre regole. Fa niente, non è un problema, ovviamente, però. Allora, io direi che qua giochiamo una bella modalità equilibrio e li facciamo fuori subito. E ok, perfetto. Abbiamo fatto anche qua, va, insomma, di leggero upgrade. Li uccidiamo ancora. Benissimo. Intanto ecco, l'unica cosa positiva è che le nostre legioni salgono di potenza. Allora, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Allora, sicuramente andiamo a sbloccare la fanteria. Io farei anche un po' il tiro e anche il bonus in carica. No, facciamo questa in attacco perché questa legione qui sarà una legione che andrà in attacco. Ci riprendiamo l'insediamento. Vai, non sto neanche a giocare, giochiamo in modalità protezione. Guardate il porto ancora romano. La città la andiamo a occupare ovviamente. Perfetto. Maledetti a loro, guardate, hanno già riconvertito. Guarda, io questa roba qua veramente mi fa incavolare. Mi fa veramente incavolare. Allora, io qua avevo fatto un porto commerciale, se non sbaglio, una ad Arsenal. Tra l'altro, con tutti i soldi che abbiamo, qualcosina adesso possiamo fare. Allora, fatemi vedere queste legioni come sono messe. Male. Male, non posso neanche prendere tanti uomini. Vabbè, loro non sono così schiaccianti come roba. Iniziamo ad andare a potenziare veramente la nostra. Meno 200 i fondi per la manutenzione, wow.
Wow wow. Allora, Narmo, una cava di pietra, una miniera trincerata. Mm. Questo ci dà più lavoro per gli schiavi, che potrebbe essere interessante. Magari faccio una struttura per gli schiavi dopo. Non lo so, adesso la lasciamo così per ora. Il problema è che io qua non posso reclutare genti. Beh, almeno mi si ripristinano. Che il mio obiettivo è poi arrivare qua. Oh, questa maledetta legione, cosa facciamo, ragazzi? Andiamo a prendere Saguntum con questa legione. Se ce la fo. A questo punto lui mi potrebbe coprire le spalle. Tanto comunque questa regione adesso io la vedo per ora. Io ho comunque la spia qua. Però la spia la devo portare qui per vedere un attimo cosa c'è. Non c'è nessuno. Quindi al prossimo giro la posso far fuori. Ottimo. Allora potrei scambiare questa legione con questa qua. Questa la porto all'interno e la lascio qui all'interno. Mentre questa va su Tolosa. Che a questo punto mi prendo come città perché servirà come avamposto fortificato per difendere anche Narbo, ma anche Massiglia. Ci consente questa visione sicuramente, questo passaggio. È una bella fregatura. Una bella fregatura. Allora, con lui scendiamo giù di qua, va? Vediamo se riesco a vedere qualcosa. No, non riesco. Non riesco. Lui, l'idea sarebbe prendere Saguntum e aspettare rinforzi dal nord per schiacciare Tarracco il più velocemente possibile. Però non è facile. Ricordiamo che abbiamo anche questi. Ah, ok, sono i nostri alleati. Abbiamo anche questi, quindi insomma. Allora, a Mediolanum io vorrei fare qualcosa, ma non voglio andare a interagire troppo sull'ordine, perché già ho aumentato le tasse a dismisura. A dismisura. Potrei creare un nuovo esercito a Mediolanum. Quanto di... Sì, beh, ho in realtà le caserme. Ho in realtà le caserme. Poterlo fare anche a Genova, potrei prendere per essere un po' più vicino. Potrei fare un'armata, visto che ho tantissimi soldi. Non lo so, adesso vediamo. Tra l'altro mi si sblocca anche la tecnologia. Quale? Ah sì, questa qua della Diotra. O Diotra. O Diotra. Che ci aumenta la velocità di ricerca. Che non è male. Mercenari. Navi che adesso non mi interessano. Questo potrebbe essere abbastanza buono, però in realtà questo è sempre sulle navi, ma adesso non le voglio. Meno 5 alle perdite. Questo potrebbe essere interessante. Ci dà anche la torre d'assedio mobile, però in realtà nessuna di queste tecnologie mi serve veramente. Forse più avanti, ecco, tipo queste qua le caserme, ma preferisco andare preferisco andare sulla parte un po' più invece economica, ecco. Astronomia ci dà più 15% derivante e meno 3 alla corruzione. Dicevo, più 15% la ricchezza derivante dalla cultura, non male, e meno 3 alla corruzione, non male anche questa. Però anche questa, derivante dalle produzioni, ci sblocca fabbrica di tegole vigili del fuoco. E ci dà anche meno 5 costruzione, che questa non è male. Questa è veramente buona, anche perché ci aumenta, ci migliora lì. Questa ci dà un sacco di strutture in più. Però io non ho molto cibo, però canali di irrigazione ci darebbero tanto 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 cibo. Allora, qua sono sotto attacco. Sotto attacco da parte di Garamantia. Io a questo punto a Garamantia dichiaro guerra. Per forza, cosa devo fare, raga? Cioè, questi sono sotto attacco. Il problema è che mi tiro in casa un nemico veramente. Ah, è già un nemico, in realtà, però vuol dire che me ne tiro un altro. Cioè, ho risolto un problema perché ho pacificato questi due, ma me ne tiro su un altro grosso. Però a questo punto, se questo cadesse, cadrebbe un mio alleato, ma soprattutto cadrebbe. Cioè, Garamantia si moltiplicherebbe e quindi non va bene. Allora, io
Io sono in guerra con Garamantia, no. Allora, faccio... Allora... Io, aspettate, prima, guardiamo un attimo Garamantia. Io ho qualche cosa con loro, no. Quindi posso anche dichiarare guerra. Allora, io faccio... Allora, rompi il patto di transito militare, no. Rompi l'alleanza, rompi... No. Partecipa alla guerra contro Garamantia. Mente loro alta. Però tu mi diventi una satrapia, no. Allora, diventi... Ma sì, dai, una satrapia non mi diventi, perché? Rendo stato cliente, dai. Ti pago. Vediamo se riesco a... Non accettano. Vediamo. Sparo, eh. No. Non accettano. E invece satrapia? Vediamo. Ma secondo me, se non hanno accettato stato cliente... infatti. Allora mi faccio pagare io a questo punto. 3.000, loro ce li hanno. Ok, 2004 moderati, 2007 bassa. Quindi 2100 dovrebbero accettarla. Non hanno accettato. Allora, partecipa alla guerra contro sempre Garamantia. Ti chiedo... Invece 2001 ti chiedo 1.800. Dai, 1.800 me li puoi dare. Perché? Perché questa cosa? No, 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 no. Partecipa alla guerra contro Garamantia. E poi ti chiedo 1.800. Ancora. Oh, vogliono che io per 1.800 vada. No. No. Ha rifiutato l'offerta. Porca miseria. Allora, partecipa alla guerra contro Garamantia. Ragazzo, ti vengo a salvare la città. Perché fai così? Ha rifiutato ancora. No, non ci credo. Richiedo e partecipa alla guerra contro... Dai, dammi qualcosa per partecipare. Oh. Per partecipare a sta guerra. Mi dai 1.700, siamo a posto. Adesso questi li schiaccio. Allora, vediamo un attimo. Fatemi vedere. Allora, questi devo per forza unire perché sennò li vado a perdere. Questi potrei unirli. Tanto in realtà ne ho abbastanza di uomini qua, vero? Fatemi... prima corte. Sì, direi che ne ho abbastanza di uomini. Cioè, posso reclutarli tranquillamente. Quindi posso andare anche a unire un po' le legioni. In modo tale che siano un po' più grasse. Poi andiamo a potenziarle. 412. Potenziamo anche queste. Allora, la cavalleria... Qua c'è un po' di cavalleria, sì, ne ho un sacco. Qua cosa mi dice? Cavalleria legionaria. Che è questa, ok. Allora, io direi... potenziamo questi? Cosa facciamo? No, vediamo quanti ne rimangono. Magari li accorpo tutti. Allora. Magari. Ma no, dai, non voglio adesso sprecare denaro per fare l'upgrade. Questi però cosa sono? I guardiani del deserto. Sono gli ex di Capsca? Eh sì. Eh sì. Eh sì. Quindi faranno una mega guerra. Cioè, cercheranno di prendermi questa città, Cartago. Allora, siccome tenteranno di prendermi Cartago, allora ha molto più senso fare l'upgrade di queste. Allora, quanto mi costa? 2006. Boom, facciamolo. Ho un sacco di cavalleria, che non mi servirà una mazza probabilmente. Se faccio anche l'upgrade di questo, 2005. Iniziano a imitare un po' tanti.
Allora, legionari sì, perché mi servono. Cavalleria e tiro. Bah, vediamo. Allora. Allora. Non sono tanti, milioni di milioni, ma gli faccio le chiappe. Allora, andiamo qua all'attacco. Perfetto. Ma non siamo tantissimi, onestamente. Però loro sono... hanno gli elefanti. Sono belli potenti loro. Hanno la cavalleria. Però io anch'io ho tanta cavalleria. Vediamo cosa ci dice. 72, 77. No, ma io questa me la gioco e come sempre vedrò se farvela vedere. Perché ho paura di perdere troppi uomini se faccio fare le cose al computer. Ok, andiamo sull'asciutto. Sì, 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 dovrebbe essere giusto. Bella questa posizione, mi piace tantissimo, soprattutto contro la cavalleria avversaria. Questi li posso spostare? Io spero proprio di sì. Perché se sono fissi è un bel problema. Allora, se sono fissi mettiamoli qua, dai. E mettiamo 4 cavallerie di supporto finché non arrivano i rinforzi. Tutto il resto va bene così, non c'è bisogno di... Ok, allora qui abbiamo... Teniamoli così e va bene. Siamo alla battaglia. Andiamo a vedere, a occupare l'altopiano per vedere un attimo com'è la situa. I rinforzi sono arrivati. Dove? Ok, perfetto. Dietro di noi, ma va bene. Vediamo se questi posso spostarli. Non posso spostarli, ragazzi. Ah, fa un po'... ma arrivano? Incredibile, arrivano. Vabbè, ma allora è perfetto, ragazzi. Riescono a tirare sul... però questi sono usciti, Questi sono usciti. Problema grave per me. Venite subito qua. Occupare questa zona. Problema grave per me. Ok. Andiamoci un po' più strecciati. Ho già capito che dovrò intervenire con il mio generale. Ragazzi. Cerchiamo di coprire un po' il fronte. Eccoli, sono partiti. Andiamo ad andare a disturbo da questa parte. Qua teniamo la cavalleria. Portiamo questa cavalleria di qua. Quadrato. Ok, attenzione. Attenzione. Andiamo a prenderci questi qua, dai. Le cavallerie si sono allontanate. Ritorniamo qua. Ok. Secondo strato di veliti. Tappiamo il buchino qua che si è creato. Andiamo a prendere questi.
Ok, un po' un macello, raga, però dovrei farcela. Via, via, via da qua. Understood. Glory awaits. Principes. Oddio, è un macello riuscire a seguire tutto e tutti. Ok, qua ne hanno presi, voi andate a prendere loro, ok. Ah, qua sono elefanti che ci stanno devastando. Ok. Dai, portiamoci di qua. Altre 2 legioni di qua. Ok, dai, abbiamo più o meno la situazione sotto controllo adesso. Questi chi sono? La cavalleria, ok. Questa anche. Questa anche. Mi sa che mi sono perso una cavalleria. Andiamo indietro. Questi se ne vanno di qua. Questi se ne vanno di qua. E questi iniziano l'aggiramento. Ok. Questi li abbiamo presi, perfetto. Ok. Andiamo da questi. Ok. Romans ready for duty. Men of Italia, engage! Ready and waiting. Never surrender. Ok. Melee infantry. Orders. Commander. Ready for orders. Principes. Milites. Double time. Ci spostiamo più da questo lato, ragazzi. Scusate se parlo pochino, ma c'è bisogno di essere concentrati. Ok, il generale loro se n'è andato. Perfetto. Qualcheduno rientra in battaglia, ma adesso lo andiamo a punire noi con il generale. Non dovremmo più avere problemi di alcuna sorta. Ecco qualcuno di loro che rientra in battaglia, ma non è un problema. Stiamo di qua, gli facciamo fare qualche cerchio cantabrico. Un po' in ritardo mi sa probabilmente, però va bene. Andiamo da questi che lampeggiano. No, andiamo da questi. Vai raga. Tutti dentro. Tanto voi ormai non tirate più. Anche voi. Ok, ormai sono tutti collassati. Ok, andiamo anche da loro.
Ok, ormai è andata. Va bene, interessante questa battaglia, interessante. La continuiamo, giusto per vedere un attimo lo scontro, ma... The brave cioè per ready prendere le forward. ultime unità, ma ormai è andata. Qui equites extraordinari. Quickly Poi now. adesso la cavalleria si deve divertire. Engage. Ok ragazzi, battaglia vinta. Andiamo a vedere i risultati. Abbiamo 3000 uomini schierati, abbiamo perso 473 uomini, ottimo. Alla faccia del 60%, mentre invece qua abbiamo loro che hanno perso 2777 uomini, quindi un'infinità ragazzi. Abbiamo devastato l'esercito praticamente. Ottimo, ottimo. Abbiamo perso due cavallerie. Sì, le cavallerie le ho usate in maniera un po' sfrontata. Non abbiamo fatto fuori l'esercito, il generale, peccato. Peccato. Direi che i prigionieri... li... No, li uccidiamo. Ci prendiamo la rivincita. Ok, terminiamo quello che abbiamo iniziato a questo punto. L'unica cosa, magari uniamo un po' le cavallerie. Tanto qui il manpower ne abbiamo parecchio. Allora, facciamo una cosa. Diamo questa cavalleria di qua. E la uniamo a questa. Non me lo fa fare. Perché devo fare l'upgrade, va bene. Facciamo l'upgrade. Li uniamo. Ah. Niente, farò l'upgrade anche di questa. Ok. Perfetto. Ora andiamo a... ottimo, ottimo. Più 6 al campo visivo, direi che è ottimo. Meno 5 al mantenimento, direi che è ottimo. E più ordine pubblico locale, ottimo. Ora andiamo a far fuori questi, poi andiamo in aiuto. Riesco ad arrivare? Forse sì. Forse sì. Andiamo a prenderceli. Andiamo in modalità protezione, tanto li sterminiamo. Benissimo, hanno perso un'intera armata. Che per quanto può cittare non ha... perché questi li facciamo prigionieri. Per quanto possono cittare sicuramente non ce la faranno a risostituire. Ah, non avevo neanche, pensa, non avevo neanche ha causato tutte le armi d'assedio. No, andiamo qua. Qui, assolutamente. E la distanza, ok. Adesso direi che possiamo avvicinarci e dare il colpo di grazia. Andiamo a dargli il colpo di grazia. Mamma mia, signori. Sarebbe una battaglia interessante da giocare. Però so che questi qua farebbero una brutta fine, i nostri alleati. Quanti sono? 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 12, più il generale 13. Loro sono 20 e noi siamo un bel po'. In più hanno anche questi loro. Vediamo un po' cosa ci dà l'assalto. 84, 85. Allora, secondo me 85 va bene perché sono distribuiti anche su di loro. Vai. Dai, ma sono resistiti, non ci credo. No, vabbè, ma li facciamo fuori. Abbiamo perso lo scopione, va bene, tanto non mi interessava averlo. Cioè, praticamente tutto il danno sulle nostre. Ah, che bello. Com'è umano lei? Ma vaffan. Ma porca miseria. Allora, li libero, li schiavizzo, li uccido. No, li uccido. Com'è umano lei, mi verrebbe da dire. Ma va, guarda, c'ho tutte le reparti devastati, ma... C'ho tutti i reparti devastati. Come il territorio nemico? Ah. Andiamo con questi.
Dai, non ci arriva. Non ci arriva. Ma va, ragazzi, ho sbagliato. Non dovevo far così. Vabbè, ormai. Ok, ci siamo arrivati. Ok. Ora andiamo subito a ripararci e a recuperare forze. Ma, vabbè. I prigionieri li schiavizziamo. Make haste, men. We hunger for battle. Prendo anche logoramento. The way is blocked. At your command. Prendo anche logoramento. Make haste, men. Ready for battle. Ah. Dai che... Ah, ok, adesso non lo prendo più, ok. On the move. Ok. Advance. Va bene, abbiamo salvato Capsa. Questi intanto però si prendono logoramento, ottimo. Quindi se io me ne sto qua bello in difesa sono tranquillo. Allora, magari potenziamone un paio, giusto per avere anche più di un paio. Giusto per avere dei soldati tirati insieme bene. Va bene, questi devo risparmiare un po' di soldi per il prossimo reclutamento. Qua, qui, ah, guarda, guarda, che possiamo anche fare l'upgrade qua, ottimo. Mantenimento, perfetto questo, e esperienza, assolutamente. Perché questo, madonna, con il veterano dentro prenderanno un'esperienza della madonna. Questi sono un po' lentini, rispetto al resto che ho, però va bene, ok. Hunger for battle. Questi due qua vorrei farli curare, ma il problema è questo. Il problema è questo qua. Ready for battle. Scudi infrangibili. We hunger for battle. Vabbè, dopo ci prenderemo anche Tolosa. Commander. Però questi guariscono. Ah, perché sono in città. For battle. Sarebbe interessante lo mettere dentro in città questi. Questi... No, mi servono uomini. Commander. Mi servono uomini. Vabbè, li metteremo poi qua in città, sicuramente. Sicuramente, al prossimo giro. Allora, questa legione qua, poraccia, non può ancora attaccare. Va bene. Speriamo bene che riesca a farcela ad attaccare. Poi vedremo le statistiche. Ok, qui l'abbiamo fatta. E passiamo il turno a questo punto. Sì. Allora, sono curioso di vedere se io... Se qua Cindamus mi... No, scusate, Garamante mi dà la pace. Alta. Rendi stato cliente alta. Ok, bassa. Quanti soldi hanno loro però, ragazzi? Per darmi 6.000. Moderata. Ok. 3.000. 3.000 secondo me me li danno. Allora, fammi vedere se fare stato cliente o satrapia. Allora, come... accordo commerciale non me lo fanno. Loro sono fedeli, tra l'altro. Fedeli, quindi se io riesco a prenderli sarebbe ottima roba. Allora, non posso prendere come satrapia però. No, posso fare solo stato cliente. Allora, proviamoci. No, però... Ok, quindi basta chiedere di meno. Perfetto, ragazzi, perfetto. Perfetto. E chiedo accordo commerciale con il pagamento. Dai, ragazzi, adesso... Allora, bassa. Oh, bel finale di puntata questo, ragazzi. Finalmente una gioia. Allora, 4.000. Una gioia. Garamantia con veramente tantissima riluttanza. Tantissima riluttanza.
ci ha ricoperti d'oro e ci dà soprattutto la possibilità di difenderci. Poi vabbè, lasciamo... Ah, 2 città c'ha Garamantia. Ah. Bene ragazzi, ho tutto questo blocco mio. Qui abbiamo i Nasamoni, che però a me vanno anche bene i Nasamoni, perché... Allora, non mi amano, ma io ti chiedo... Un patto in aggressione, no. Allora... Niente, allora niente. Tra l'altro sono inaffidabili. Allora, bene, bene. Allora io da qua posso andare tranquillamente qui, rinfocillarmi. Dopo che mi sono rinfocillato, andare a rompere le scatole e prendermi quei territori lì finalmente. Finalmente. Ottimo, ottimo, ottimo. E tra l'altro ho qui un mio alleato, ottimo. Quindi questo in realtà non mi serve più che vada lì, ma mi deve andare di qua. E poi a questi ci pensiamo. Beh dai, se dal punto di vista, diciamo dal punto di vista spagnolo è un disastro, proprio un disastro su tutti i fronti. Dal punto di vista africano ho fatto dei passi da gigante in pochissime puntate. Sono contento. Va bene, ho 14.000, ho veramente tantissimo denaro. Potrei sfruttarlo per fare ancora qualcosa, per creare una cava, ma non mi soddisfa onestamente. Qua potrei creare questo. 2000 e 2000. Allora, perché no? Mi si fanno assieme, tra l'altro. Perché no? E ora li teniamo così, perché comunque uno mi dà cibo, l'altro mi dà... Al cibo ne ho tanto, eh. Ne ho tanto. L'altro mi toglie cibo. Ah no, mi dà 5 di cibo. No, allora se mi dà 5... Scusate, mi dà 5 di cibo? Ah, mi dà 2 di cibo in più. No, allora assolutamente lo facciamo. Quindi posso fare delle strutture che mi occupano un po' di cibo a questo punto. Qui posso sbloccare, tra l'altro, ottimo. Qui posso aumentare il commercio. Perché no? Perché no? Allora, Mediolanum direi che municipio romano. Allora, questo ci dà più tempo di resistenza all'assedio, ottimo. Questo è un po' più economico. Questo è ancora più economico praticamente. Questo è un po' meno, però ci dà meno problemi. Infatti costa anche un po' di più. 5.000. No, ma mi serve per il... No, no, mi serve per il... L'unico forse è questo che potrei... Un 2000. Però ci serve, no, ci serve denaro per rimpolpare un attimo quelle legioni là. Potrei anche fonderle, queste due, farle diventare un'unica. Perché secondo me una legione basta per andare a catturare queste due qui. Però vediamo, dai, vedremo nel prossimo episodio, ragazzi. Io vi saluto e come sempre, dai Roma, dai, alla prossima puntata. Ciao.